Le prossime regionali del 2020 saranno una sfida molto difficile e impegnativa per il centro-sinistra e il Partito Democratico, il quale si confronterà a partire dai circoli, dai territori, nella segreteria, su chi potrà portare avanti questa battaglia. Credo che tra i nomi e le personalità da individuare quella di Achille Variati sia una tra le più autorevoli. Achille Variati in campo dal 1984, ha svolto più volte e bene la funzione di sindaco, è stato consigliere regionale, presidente delle province d'Italia. Ecco, credo che sia anche una persona che conosce bene il territorio e che conosce bene le problematiche da sottoporre in una campagna elettorale così impegnativa. Penso per esempio all'autonomia. È vero che oggi è stata incardinata, ma penso che proceda troppo lentamente rispetto agli annunci che lo stesso governatore aveva fatto. E poi abbiamo di fronte un governo, quello giallo-verde, che inchioda il paese sulle beghe interne, sulle liti tra Di Maio e Salvini, anche e soprattutto in termini di sviluppo economico e sviluppo infrastrutturali. Non dimentichiamoci che in Italia sono bloccati oltre 600 cantieri che impediscono al nostro paese di essere competitivo anche a livello europeo. Ecco che allora il Partito Democratico, e magari con Achille Variati, potrebbe essere quel partito, quello schieramento in grado di mettere seriamente in difficoltà il governatore Zaia.